Che sia dolce o salata, il 13 dicembre sulle tavole dei siciliani non può mancare la cuccia di Santa Lucia. Nella rubrica di oggi vediamo insieme come si prepara la versione dolce della cuccia, una ricetta ormai diffusa e apprezzata in tutta l'isola, ma in particolar modo nella città di Siracusa, e che prevede l'utilizzo di pochi ingredienti: grano tenero bollito e una deliziosa crema di ricotta. Vediamo più da vicino cosa ci serve. 300 g di grano tenero, 1 kg di ricotta di pecora, 250 g di zucchero, 100 g di gocce di cioccolato, cannella a piacere e frutta candita come arancia, ciliegie o zuccata. La preparazione di questo dolce inizia almeno 2 o 3 giorni prima, poiché il grano tenero ha bisogno di stare in ammollo. Mettetelo in una ciotola e copritelo con acqua a temperatura ambiente. Lasciate così per 24 ore. Trascorso il tempo necessario, sciacquate e coprite nuovamente con altra acqua. Proseguite l'ammollo per altre 24 ore almeno. Adesso il vostro grano è pronto per la cottura. Scolatelo, spostatelo all'interno di una pentola e coprite con acqua fredda. Portate sul fuoco. Dal bollore dovrà cuocere circa un'ora o fino a raggiungere la consistenza che preferite. Al termine della cottura scolatelo e lasciatelo raffreddare del tutto. Anche della ricotta bisogna occuparsi almeno un giorno prima. La tradizione vuole che sia di pecora. Una volta acquistata andrà messa in un colapasta e poi conservata in frigorifero per tutta una notte, affinché possa perdere il siero che contiene. Terminato questo riposo, spostate la ricotta ben asciutta in una ciotola capiente, unite lo zucchero e mescolate un po'. Rimettetela in frigorifero per qualche ora, affinché possa assorbire bene lo zucchero. Ed ecco arrivato il momento di setacciarla, un passaggio fondamentale per ottenere una crema liscia e setosa. Utilizzate preferibilmente un setaccio a maglia stretta. E completata questa operazione, la ricotta è pronta per essere arricchita con le gocce di cioccolato e il grano bollito, ormai asciutto e freddo. Scegliete voi se unire anche dei canditi a pezzetti o usarli invece solo per la decorazione. Servite la cuccia dolce guarnendo con altre gocce di cioccolato, una spolverata di cannella, delle scorzette di arance e ciliegie candite. Tanto colore, tanta vivacità e diverse consistenze rendono questo dolce davvero allettante. Ecco pronta la cuccia dolce di Santa Lucia. La tradizione continua e io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova rubrica.